Bentornati sul canale di Uomini d'Avanza da Andrea E Alessio. In questo video vedremo la seconda parte dei culurgiones. Nella prima abbiamo visto l'impasto e il ripieno. Ora in questa seconda vediamo la chiusura e come cucinarli. Perfetto, buona! Sono trascorse più o meno 2 orette e l'impasto si è bello rassodato e anche il ripiano si è bello rassodato. Ora facciamo delle palline per metterle all'interno dei nostri culurgiones. Semplicemente fare delle palline come si farebbero delle polpette. La dimensione più o meno questa. Poi dipende sempre da quanta pasta usi. Dalla grandezza del disco. Quindi niente, procediamo così finché non abbiamo fatto tutto l'impasto. Terminato di fare tutto il ripieno a palline, ora stendiamo la pasta. Stesura normalissima. Cerchiamo, se è troppo umida, magari con la farina di... anche se non è stato troppo strato, però ne metti un pochettino sopra, quindi se magari hai sviluppato troppa umidità riesci un po' a ricalibrare. Che spessore dobbiamo raggiungere? 3 o 4. No, un altro giro lo diamo. Gli mettiamo un pelino di farina perché questa faccia sulla... Perché la cucina va sempre a sensazioni. Se sentite che la pasta è troppo umida verrà difficile lavorarla, quindi un po' di farina la asciuga rapidamente. Ok, stiamo arrivando alla dimensione. Allora, per fare i cerchi, per fare le forme, noi stiamo usando dei bicchieri dal diametro di circa 6 cm. Ricaviamo tutti i cerchi. Ok, la pasta avanzata la rimettiamo dentro. La regola base di ogni raviolo è che la pasta avanzata si riutilizza e si risforma finché non finisce, quindi passo per passo. La pallina al centro si schiaccia, porta più o meno e poi si fa in mezzo così, in modo da poterlo piegare. Poi fai un tacos di pasta cruda e patate bollite. Prendi da una parte, pizzichi e spingi, prendi dall'altra, pizzichi e spingi, prendi dall'altra, pizzichi e spingi, 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 spingi. è normale che il ripieno esca. Ok, ora lo faremo vedere da un'altra inquadratura. Ragazzi, solo un momento, mi raccomando, iscrivetevi al canale, sosteneteci, accendete la campanella così potete rimanere sempre aggiornati sui video. Iscrivetevi. Sì, va bene così, il like così, va bene anche il like così. Riniziamo a vedere i culurgiones.
I culurgiones sono pronti, l'appetito pure, andiamo a cucinarli. Il sughetto è pronto, sughettino semplice. L'acqua bolle, vediamo la cottura dei culurgiones. L'acqua è salata e abbiamo messo dell'olio. Sono pronti quando salgono su? Un po' sotto, abbastanza buono. Ok. Li addentiamo sul piatto. Basta. Il sugo non basta mai. E 2 scaglie di pecorino stagionato. E la guarnizione. Grazie di aver guardato, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale.